Quando tua figlia ti porta a casa l'ultimo fidanzato e papà, ahimè, non lavora, dice Chiara, ma l'orecchio appata a chi non tiene né arte né parte. Esatto, un modo fantastico di dire, perché in napoletano, in tempo antico, gli artigiani o avevano l'arte, no? La capacità di realizzare prodotti straordinari, oppure avevano la parte, il partito, la corporazione, che era pronta a sostenere l'artigiano in caso, diciamo, di temporaneo impedimento nel suo lavoro. Quindi o tu tenevi l'arte o tenevi la parte che ti sosteneva. Invece in questo caso chi non tiene né arte e né parte. Insomma, oggi parleremo di artigianato e di prodotti straordinari dell'artigianato napoletano, che però, attenzione, gli artigiani napoletani fanno cose straordinarie solo quando tengono genio, quando tengono o genere fa. In lingua napoletana una cosa fatta male è una cosa arrunzata, è una cosa alla sans-façon, che dal francese sans façon, senza misura, è una cosa fatta a occhie, però c'è un detto che dice masta occhie, maste capocchie, insomma, una cosa fatta alla vieneten, a quella cavena, insomma, una cosa fatta a cazzicane sperze, a scampuri mele cotte, tutte cose fatte assolutamente male, una cosa fatta a cape cazza, a cape imbrelle, insomma, una cosa fatta manca a chiavaca. Le cose fatte velocemente vengono male, sono tutte cose fatte fuien, a morte subita, una cosa fatta a sciue, e presto, insomma non va bene, bisogna avere la giusta attenzione, una cosa fatta a volo, ecco. Ma dicevo, gli artigiani fanno le cose per bene solo quando fondamentalmente, noi napoletani lo facciamo tutti, teniamo il genio di farle. In lingua napoletana la parola genio non significa solo genialità, ecco, ma significa anche la voglia, il desiderio, che ne so, non tengo genie, a volte anche la disposizione d'animo, no, per fare una cosa. Lasciamo stare, non stonghi geni, ecco, questa è una cosa fatta male e una cosa fatta senza genio. Ma che cos'è questo genio? Nell'antica Pompei, come a Roma, genio, genius, era una sorta di angelo custode, ma non nel concetto moderno della cristianità, una sorta di nume tutelare, uno spirito positivo che ti accompagnava durante tutta la tua vita, nasceva con te e ti accompagnava, e ogni compleanno rinnovavi il patto con il tuo genio. Bene, questo nume tutelare aveva il compito di aiutarti in tutte le tue cose, anche di assecondare le tue inclinazioni. Però a Napoli noi l'abbiamo interpretato anche in un altro modo, cioè sto genius non è che ci sta sempre, insomma, qualche volta non ci sta, e allora per favore in questo momento non tengo genio e fa sta cosa, non ci sta genio, e quindi rinviamola questa cosa, la farò in un altro momento, non mi voglio impegnare in questa impresa. Non posso farci nulla, genio non c'è, genius, anzi a proposito, senti scusa, lasciamo stare, su sta telecamera, fammi una cortesia, oggi non tengo proprio genio e fa niente.